Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Agguato ieri sera in pieno centro a Santa Eufemia d'Aspromonte, nel Regino. Un uomo di 59 anni, Giuseppe Bonofiglio, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola sparati da 2 persone a bordo di una moto. L'uomo, colpito agli arti superiori e al collo, è stato subito soccorso ed è riuscito a sopravvivere al tentato omicidio. Sul posto, in via Marconi, un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Bonofiglio, con precedenti per armi e droga, non avrebbe rapporti con la criminalità organizzata. Il presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, Gianfranco Migliaccio, ha revocato la nomina a 7 presidenti di seggio per il turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile prossimi a Vibo Valentia per gravi irregolarità. Sul fronte delle regionali, invece, un altro colpo di scena. Alcuni tribunali hanno sbagliato i conteggi sul quorum e devono rifarli. Oggi alle 15 riprende la riunione della Corte e tra sabato e lunedì ci dovrebbe essere la proclamazione degli eletti, con ancora altre sorprese nei nomi. Nella sanità calabrese ci sono 3.000 dipendenti in più. Se il governo ti impone di tagliare le assunzioni e tu poi assumi, succede questo. Lo ha detto il neopresidente calabrese Giuseppe Scopelliti nel corso della registrazione di telecamere. Nella sanità tutti hanno fallito in Calabria, ha aggiunto, e se avessi il modello Toscana nella mia regione, oggi come presidente sarei in condizioni diverse. Scopelliti ha indicato proprio nella sanità il problema centrale da risolvere nella regione e ha puntato il dito contro il suo predecessore. L'oncologia ospedaliera del pugliese Ciaccio di Catanzaro è stata cancellata e accorporata alla Fondazione Tommaso Campanella, e quanto ha decretato la Giunta regionale calabrese nella sua ultima seduta. Il collegio di direzione, massimo organismo consultivo dell'azienda, ha definito incomprensibile la scelta sanitaria di trasferire le funzioni delle patologie oncologiche alla Fondazione Campanella, perché il presidio ospedaliero del Ciaccio era un punto di riferimento nazionale, mentre sulla fondazione c'è più di qualche dubbio. Sono stati presentati nel dettaglio ieri mattina dal sindaco di Catanzaro Rosario Olivo le opere pubbliche inserite nei progetti integrati di sviluppo urbano. Si tratta di interventi per un costo complessivo di oltre 32 milioni e mezzo di euro, finanziati dal POR Calabria 2007-2013 e che si integreranno con tutti gli altri previsti nel bilancio comunale, come le scale mobili e la metropolitana, o inseriti nel contratto di quartiere 2. Entro giugno dovranno essere presentati i progetti esecutivi, mentre entro dicembre partiranno gli appalti. Si è tenuta stamattina nella sede di Confcommercio a Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione della manifestazione Le imprese calabresi incontrano il governatore, che avrà luogo domenica 11 aprile nella città dello Stretto. L'incontro, fortemente voluto dalla Confcommercio ed accolto con entusiasmo da Scopelliti, ha lo scopo di sensibilizzare il mondo politico calabrese in relazione alle critiche della categoria imprenditoriale. La CGIL di Castrovillari che sfrutta i propri lavoratori è quanto emerso dalla puntata del 7 aprile delle Iene, trasmissione d'inchiesta in onda su Italia 1. Nel servizio Giulio Golia racconta la storia di Simona Miceli, una lavoratrice della CGIL della città del Pollino, licenziata perché chiedeva di poter rispettare il contratto di lavoro dopo anni di sfruttamento da parte del sindacato, per cui inizialmente ha lavorato in nero. A seguito del servizio televisivo il segretario della CGIL di Castrovillari, Orlando Bonadies, è stato rimosso dall'incarico. Il maestro Giuseppe Romeo di Torretta di Crucoli, fondatore del Warpido, ha partecipato insieme ad altri 150 atleti ai mondiali di pancrazio che si sono svolti a Cracovia il 26, il 27 e 28 marzo scorsi. Per Romeo la partecipazione ai mondiali in Polonia, nei quali ha ben figurato, è stata un'importante tappa di avvicinamento ai Giochi Olimpici delle Arti Marziali che si svolgeranno a Pechino il 3 e 4 settembre prossimi.